Alessandro Conti, il capitano della contrada di Voltaia, 6 anni da capitano, 3 vittorie. Questa sera c'è una grande novità. Abbiamo appena parlato con Giuseppe Gingillo. Come viene questa scelta? È una scelta, diciamo, di pancia, è una scelta dopo il palio d'anno scorso. Il palio d'anno scorso non è andato come doveva andare, credo che non è stata... Abbiamo fatto degli errori, ma gli errori non sono venuti da noi, ma sono venuti da un sistema che si chiama Pali, da un sistema che si chiama Fantini, che purtroppo loro fanno il suo. Probabilmente c'è stato un sistema, è stato sottovalutato qualcosa da parte nostra di un sistema di cui ci fidavamo. E purtroppo il Pali è andato male e ci siamo subito messi in moto per ricreare una situazione. Nella settimana di Pasqua è venuta questa situazione con Giuseppe e l'abbiamo sfruttata. È un professionista, ci ha sempre fatto dannare sul palio di Piancastagnaio, sappiamo che è uno dei meglio fantini nella piazza e abbiamo colto al volo questa occasione. Quando hai parlato con Giuseppe e gli hai chiesto di venire incontrato, qual è stata la reazione di un professionista? Un professionista che in Voltaia conoscete bene, tutta la catena di Giuseppe. Sì, ma più che è stato che io ho chiesto a Giuseppe, secondo me è stato un cercarci con Giuseppe. Perché io è vero che ho cercato Giuseppe, però è vero anche che Giuseppe ha finito probabilmente il suo rapporto nella contrada di cui montava, non vedeva più il futuro. Ci siamo incontrati per chiarirci del passato, perché nel passato, giustamente montando nella nemica, c'erano state delle incomprensioni, ci siamo chiariti e da lì con i piedi in terra abbiamo deciso di provare a costruire un rapporto che dalla settimana di Pasqua ad oggi si è maturato nel correre in pari insieme. Parliamo del futuro, tra pochi giorni probabilmente la prima prova, ci ha accennato anche Gingillo. Parliamo della pista, innanzitutto da capitano, c'è stato qualche piccolo inconveniente? Sì, proviamo in settimana, purtroppo le prove si sono dovute allungare un po' con i tempi perché c'è stato un inconveniente sulla pista, probabilmente il fondo steso non è risultato adeguato, forse era il materiale un po' vecchio, un po' datato rispetto alle caratteristiche che deve realizzare la pista e è stato deciso di sostituirlo dopo che era stato steso e non aveva reso la pista in maniera perfetta. Questo ovviamente è un modello di sicurezza. Di sicurezza per gli animali, soprattutto per gli animali. Esatto. Quello che si è voluto fare è tutelare gli animali, al di là delle strategie delle 4 contrade. Noi 4 capitani abbiamo deciso di far ritogliere il materiale e ristendere il materiale nuovo per l'incolumità degli animali. La farò a tutti i capitani questa domanda: è il primo vero anno dove non ci sono veramente più volo sangue tranne che a Legnano, quindi è stato un anno di assestamento un po' sui pali in generale, però quest'anno è veramente il primo anno in cui dappertutto in provincia si vuole per mezzo sangue Legnano escluso, è vero, è il primo anno, però secondo me ancora qualche altro anno di assestamento ci vorrà, perché i mezzo sangue a disposizione per tutti i pali d'Italia sono questi, quindi ci si dovrà organizzare, e anche fantini e proprietari secondo me si dovranno organizzare per cercare di sopperire a questo problema, che problema fondamentalmente non è, però ci troviamo a correre tutti i pali d'Italia, la maggior parte con stessi cavalli, perché i cavalli a disposizione sono quelli. Tra l'altro Asti ha anticipato il suo palio, quindi per Castagnaio del piano Astis è un insieme di... Però sì, è vero tutti diversi. È vero, però sinceramente io, almeno da parte nostra, noi abbiamo valutato 2 soggetti che probabilmente saranno ad Asti, però non ho visto obblighi e divieti da parte delle contrade di Asti nelle nostre scelte, assolutamente. È vero che i cavalli che probabilmente l'80% dei cavalli che faranno per Castagnaia andranno anche ad Asti, però d'altra parte i cavalli, ripeto, sono quelli e con quelli noi ci dobbiamo adeguare. Chiudiamo con la contrada di Voltaia, che sensazione hai avuto? Stasera ho avuto una sensazione bellissima. Una grande commozione, devo dirlo. Sì, ho avuto, guarda, l'ho detto prima nel discorso, mi sembra di essere al primo anno, ho avuto un'emozione forte la notte delle bandiere, la notte scorsa, e ho avuto un'emozione stasera grandissima. La contrada ha reagito in maniera esponenziale e veniamo da un futuro, da un passato splendido, e voglio portare la contrada, sono all'ultimo, alla fine del mio mandato voglio arrivare con la contrada e lasciare la contrada con un futuro splendido.
si può vincere o si può perdere, però quello che voglio io è che Voltaia in questo palio sia determinante come è stata negli anni passati, tranne l'anno scorso che è stata una piccola battuta.